Svolta nelle indagini per il pestaggio ai danni di due cittadini del Bangladesh avvenuta nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua in piazza Pieve di Soligo. I carabinieri di Vittorio Veneto, a seguito degli accertamenti compiuti in questi giorni, hanno denunciato un trentenne di Follina impiegato e incensurato. L'ipotesi di reato è di lesioni personali gravi. I militari sono risaliti a lui grazie alle testimonianze raccolte. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe avuto un alterco con i due quarantenni del Bangladesh per futili motivi, sembra, legati alla circolazione stradale. La lite sarebbe poi degenerata, l'italiano a quel punto avrebbe colpito i due uomini, ad avere la peggio Dino Mollà, per lui la frattura della mandibola e la perdita di alcuni denti. Ha forti dolori adesso. Inizialmente si era parlato di un movente razzista dietro il pestaggio, escluso ora dagli investigatori, come sono risultate infondate anche le prime indiscrezioni che parlavano di un rugbista come presunto responsabile. Intanto Dino Mollà continua a fare i conti con le conseguenze dell'aggressione. Per lui, padre di tre figli, operaio in un'azienda, una lunga convalescenza davanti e forti dolori che anche stamane lo hanno costretto ad un nuovo ricovero in ospedale.